Benvenuti a Vivere e Raccontare, puntata numero 272. Oggi è giovedì 22 luglio 2021 e sono le ore 12. Vivere e Raccontare è il programma televisivo ideato da Gioacchino Onorati e Augusto Zucchi che dà agli autori lo spazio per raccontare la propria opera. Massimo Boddi per Aracne TV e il dottor Orazio Maria Valastro per tutti i nostri telespettatori. Parliamo del suo libro dal titolo Poetiche contemporanee del dissenso, immaginari del corpo autobiografico, pubblicato da Aracne Editrice nel mese di aprile 2021. Dottor Valastro, grazie per essere qui con noi oggi e per introdurla le chiederei subito di regalarci una sua breve biografia. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a lei. Ehm, Inizierei parlando del mio percorso di ricercatore indipendente che confluisce sui temi affrontati in questo volume, insieme alla passione con la quale animo ancora oggi dei percorsi di comunità che spero aiutino ad abbracciare e comprendere la vita con amore. La prima parte del libro è infatti intitolata Abbracciare la vita con amore. Cosa mi ha permesso di non essere indifferente alle scritture che definisco poetiche contemporanee del dissenso? Ebbene, prima di tutto alcuni eventi significativi della mia storia di vita. Un agire ancora oggi non suscettibile di prescrizione, a seguito della mia scelta di obiezione totale al servizio di leva tra gli anni 70 e gli anni 80, dai processi e le condanne per diserzione alla detenzione in carceri militari e civili, alla difficoltà di riprendere una vita ordinaria dopo un lungo esilio. A tutto questo fa da contrappeso quel diritto differentemente imprescrittibile della coscienza di ogni persona. Mi riferisco alla facoltà di fare appello a quello slancio creativo e responsabile che resiste alle crudeltà della vita e del mondo, guardando oltre il sistema di norme e di attese socialmente in vigore. E il mio sguardo di sociologo e di mitanalista si è alimentato con animo imprescrittibile, mi riferisco al titolo della postufazione che ho scritto per questo volume, si è alimentato degli incontri, delle relazioni, delle riflessioni che hanno segnato la mia formazione accademica ed esperienziale. Dalla laurea in sociologia alla Sorbona al dottorato di ricerca in sociologia all'Università Paul Valéry, studi intrapresi da adulto lavoratore dopo un diploma ottenuto non più in giovane età. Tuttavia, sono soprattutto la costituzione e la direzione scientifica della rivista Magma, tra le prime pubblicazioni in accesso libero nell'ambito delle scienze umane e sociali. La versione cartacea, fra l'altro, i quaderni della rivista, è pubblicata da Aracne. E ancora, la direzione degli atelier dell'immaginario autobiografico dell'ODV Le Stelle in Tasca, con le attività dedicate all'ascolto, alla scrittura, alla condivisione di storie di vita, atelier che sono il filo conduttore di quest'opera con il loro patrimonio immateriale e culturale. Sono tutte queste esperienze a tracciare in modo significativo il mio percorso biografico, a guidare la mia crescita come persona, affrancata per quanto sia possibile da un modo di vedere e di pensare privo di senso critico e di partecipazione attiva, e sono queste stesse esperienze a sollecitarmi ad abbracciare un'etica dell'incontro, della reciprocità e della solidarietà. Bene, nel libro ripercorre le sue ricerche compiute nell'ambito delle storie di vita e dell'immaginario, ce l'ha appena detto. Qual è l'importanza di saper leggere i miti antichi, ricreati o attuali e sollecitare con essi una riflessione educativa nella società di oggi? Sì, quando parlo di storie di vita nel libro mi riferisco essenzialmente, ho già fatto un accenno all'esperienza maturata nella creazione e nella conduzione di dispositivi pedagogici, di ascolto e risonanza sensibile di sé e dell'altro, dalla conduzione di gruppi di scrittura autobiografica e biografica alla realizzazione di un premio internazionale di storie di vita, pervenendo alla costituzione di un archivio della memoria e dell'immaginario siciliano, patrimonio culturale e immateriale dell'ODV Le Stelle in Tasca, che mi ha permesso di sperimentare le storie di vita come un metodo che preserva l'autenticità del racconto di vita e della vita stessa nella sua complessità. Non si tratta semplicemente di sollecitare, raccogliere, archiviare delle memorie contemporanee, ma bensì di rendere queste storie di vita un patrimonio vivo e partecipato. La vita, come esperienza, sfugge alla nostra comprensione. Possiamo tuttavia, appunto, sperimentare e apprendere dalle storie di vita un ascolto sensibile dell'altro e di se stessi. La seconda parte di questo volume è infatti dedicata all'ascolto sensibile di sé e dell'altro.
Ora, una prima riflessione educativa è quindi inerente alle memorie che comportano ricordo e oblio, riconoscimento e negazione, una manipolazione narrativa in bilico tra dimensioni personali, sociali e politiche. Ed è rispetto a questa consapevolezza, che è anche una responsabilità formativa, che siamo chiamati a rispondere della nostra capacità individuale e collettiva di sottrarci agli eccessi di selezione e indifferenza, alla difficoltà di mettere in dubbio la tendenza a giudicare gli altri sulla base di valori che non sono in grado di riconoscere e valorizzare ciò che è culturalmente vicino o diverso. Quindi le storie di vita come bene collettivo sono un patrimonio immateriale che ci permette di avere un punto di vista privilegiato sulle relazioni umane e la società, ma questo patrimonio non può ignorare le scelte e i rifiuti che le generano, confrontandoci con le trasformazioni in atto e gli ulteriori sviluppi. Ed ecco, la seconda riflessione educativa è stimolata dall'immaginario in atto nella creazione estetica in quanto processo dinamico, ricomposizione della continuità e della discontinuità della vita nelle molteplici forme attraverso le quali si manifestano le contraddizioni dell'esistenza, costruendo nuove ipotesi sulla vita. Chi scrive la propria storia di vita presenta alcuni elementi arcaici dell'umanità. Pensiamo ad esempio alle donne, agli uomini che dipingono la superficie dei loro corpi, in continuità con le tradizioni e il patrimonio spirituale delle comunità tribali che in questo modo rendono vicino e familiare il mondo e il cosmo. Ecco che quando ci si raffigura nella forma estetica della scrittura, per essere nuovamente presenti a se stessi al mondo, non come corpo disegnato o scritto o come scrittura del corpo, ma come creazione estetica di un corpo autobiografico. Raccontiamo analogamente il nostro rapporto al mondo per attribuire un senso al tutto e alla vita. I miti dimorano in noi stessi. Ecco perché ci sono così familiari ed ecco perché non ci è possibile separarli dalla nostra coscienza. Ai miti delle origini, le antiche cosmogonie sulla creazione di un mondo che prende forma dal nulla, assicurando un ordine che contrasta il caos che lo ha preceduto, subentrano nuove costellazioni di mitologie contemporanee. Pensiamo ad esempio al mito della razionalità tecnico-scientifica, al mito del progresso della società dei consumi. Noi nasciamo e viviamo fabulando il nostro rapporto con noi stessi, gli altri e il mondo, in cerca di miti benefici, nel tentativo di emanciparci dai miti tossici. Ed è questo il motivo perché è così vitale uno sguardo sulle storie di vita come patrimonio culturale e soprattutto come speranza di un futuro che riesca a trasformare gli incubi ai quali abbiamo dato forma nella nostra storia sociale e umana. E allora, come raccontiamo la vita che pulsa e si trasforma incessantemente nel timore e nella gioia stessa dell'esistenza? E come racconteremo il mondo alle giovani generazioni, alle future generazioni? Sono questi interrogativi a stimolare uno sguardo meta-analitico sulle società e sui patrimoni memoriali, che incoraggia una comprensione dell'esperienza umana di una coscienza collettiva fondata su consapevolezze etiche. Parlando di meta-analisi e dei suoi approcci alla società, nella bella prefazione al libro, Hervé Fischer lo giudica un tentativo irrealistico di terapia sociale. Si tratta davvero di un'impresa così a lungo termine? Allora, io ed Hervé Fischer, che è stato il fondatore ed è il presidente della Società Internazionale di Meta-Analisi, ci siamo incontrati partendo da due approcci diversi. Il suo, quello dell'arte sociologica e della filosofia, ci interroga sulla coscienza e su un'etica planetaria fondata su diritti umani fondamentali. E il mio ci interroga sulle singole donne e uomini di oggi che scrivono la loro storia di vita, ascrivendo allo spazio estetico un valore particolare e specifico alla dimensione etica. Condividiamo tuttavia uno sguardo comune, orientato verso il futuro e vicino a ciò che può esistere e realizzarsi nel respiro della vita creativa che invitiamo a scoprire nella scrittura, in quanto nuova presenza poetica a se stessi e al mondo e che può, sorprendentemente, contrastare il senso comune del linguaggio ordinario, della vita quotidiana e delle sue violenze. Condividiamo inoltre uno sguardo verso la scrittura come spazio estetico, dove necessariamente si immagina,
si pensa, si intuisce un'etica collettiva umana che emerge dalla scrittura di ogni autrice e autore, dalla loro partecipazione a valori benefici o dal loro rendersi indipendenti da valori nocivi per la nostra relazione con noi stessi e il mondo. A partire da tutto questo si delinea una riflessione fondamentale. Quando Hervé Fichet scrive che la metanalisi aspira a illuminare la società sulla tossicità o sulla benevolenza dei loro miti più attuali, chiarificandone i loro valori, questo comporta necessariamente un approccio educativo impegnato, al quale si contrappone l'incapacità della società di essere disposta ad ascoltare. Ed è proprio per questo che per molto tempo ancora questo approccio costituirà un tentativo irrealistico. Eppure, confrontandoci sempre con Hervé Fichet sulle esperienze relazionate in questo volume, non soltanto in modo intellettuale ed astratto, ma anche in modo esperienziale ed emozionale, concordiamo sul fatto che a livello personale la meta-analisi all'opera nella scrittura di una storia di vita è incredibilmente capace di sostenere delle redenzioni individuali rispetto agli inciampi, alle difficoltà della vita, è capace di rendere manifesta l'aspirazione che sollecita la vocazione soggettiva a trascendere l'esperienza quotidiana verso un voler vivere etico, anche se il nostro sguardo collettivo è ispirato dalla complessa attività di generazioni, dalle loro difficoltà e consapevolezze. Non ripercorriamo la vita che abbiamo vissuto ritornando sui nostri passi. È un cammino in uno spazio e un tempo nel quale ritornare nuovamente alla vita, quello che facciamo con la scrittura, in uno spazio estetico nel quale il tempo della vita e il tempo della riflessione meditata sono legati in un tutt'uno nell'atto di raccontare. E qui cito Beatrice Barbalato con la sua introduzione al volume, perché nella tensione enigmatica tra il ritirarsi in se stessi o l'essere presenti a se stessi in modo differente in questo raccoglimento meditativo, che è un processo dinamico di decentramento e apertura verso il mondo, noi operiamo un riconoscimento e un ritrovarci in reciproche confluenze. Scopriamo quello slancio spontaneo che in cerca di una ridenzione e di una rinascita rende manifesta l'aspirazione che sollecita la vocazione soggettiva a trascendere l'esperienza quotidiana verso un voler vivere etico. E poi c'è la scrittura autobiografica, come ho detto, la ricerca di sé attraverso la parola scritta, anche nella riaffermazione dell'identità da contrapporre alla complessità del mondo. Ne è un esempio anche la letteratura dell'esilio. Come affronta questo discorso nel saggio? Ebbene, ribaltando la questione sull'identità, osservandola non più dalla prospettiva del dover essere fedeli alla propria storia, ma dalla prospettiva del voler vivere una nuova presenza poetica a se stessi e al mondo. Nella prima prospettiva, l'identità autobiografica è indubbiamente un'identità narrativa, un processo dinamico che in modo inverosimile, tuttavia, cedendo all'illusione di dominare la comprensione dell'esperienza vissuta, abbiamo concepito come un dover essere fedeli alla nostra storia. L'idea di un individuo che cerca in se stesso sicurezza e serenità ha rimpiazzato quel dogmatismo che si fonda su una realtà intima colta in modo trascendente, con una postura di fedeltà all'esperienza interiore edificata su un desiderio di immanenza della conoscenza di sé. Ora, nell'impossibilità di cogliere altrimenti che nel compimento della vita i limiti dell'incompitezza stessa di se stessi, la conoscenza di sé suppone conseguentemente l'esperienza in tutta la sua complessità per restituirsi a se stessi. Un tale sapere deriva dal compimento etico del dover essere di un soggetto, del dover essere impegnato in una ricerca autentica, quindi dover essere il più fedele possibile alla propria storia personale. Ma la fedeltà a se stessi, che si impone come un obbligo essenziale, questo ricercarsi e crearsi dove non si è in questo senso tradire la propria vocazione e mancare la propria vita. Tuttavia, la scrittura autobiografica come genere letterario contemporaneo è inattuale rispetto a questa prospettiva. Pensiamo alla fabulazione.
quindi io parlo della fabulazione del nostro rapporto al mondo, che non manifesta il desiderio di voler, non manifesta forse proprio questo desiderio, il voler vivere un'identità multiforme, sedotta da una pluralità di valori vitali che coesistono in maniera antagonista, spostando quindi l'attenzione dal dover essere nella propria storia al voler essere poeticamente presenti a se stessi e agli altri. Focalizziamo una seconda prospettiva, la responsabilità intima e creativa insita nell'immaginazione che va oltre uno spazio fisico ed esistenziale rinchiuso su se stesso, che limita e circoscriva la nostra visione del mondo, sollecitandoci a riconoscere quei valori che sono benefici per la relazione con noi stessi e il mondo stesso. In questa prospettiva del voler vivere una nuova presenza poetica a se stessi e agli altri, la fabulazione del nostro rapporto al mondo tenta di colmare una distanza e un vuoto insita nella condizione delle donne e degli uomini di oggi, rivelando un'umanità che è in bilico tra prossimità e distanza, tra cultura materiale e spirituale. Affrontiamo quindi la complessità della vita e del mondo contemporaneo andando in cerca di conferme della nostra identità, ma dobbiamo scegliere se essere conquistati da un'identità che si traduce nella ricerca del proprio potere, nella capacità di resistere alla precarietà, alla fragilità sociale, o essere all'altezza del nostro quotidiano, confrontandoci con il nostro ego e il mondo che soffre tra il bisogno di un amore egoista che mira alla realizzazione di sé e invece alimentando piuttosto la vocazione dell'incontro che genera legami e riconoscenza reciproca. Ora, era forse più comprensibile rivolgerle la mia prossima domanda all'inizio dell'intervista, ma io credo che si possa cogliere meglio il significato giunti a questo punto del nostro discorso. Per cui le chiedo, a cosa si riferisce quando nel titolo utilizza la parola dissidente? Sì. Ebbene, mi riferisco alla possibilità che abbiamo di sperimentare un margine di dissenso, poiché virtualmente siamo in grado di immaginare un futuro che ci autorizza a percepirci in modo diverso dall'esperienza alla quale ci uniformiamo o alla quale siamo assimilati. Ed è questo margine di dissenso che generiamo in relazione alla tossicità delle norme sociali passate, presenti e future. L'attenzione che dedico in queste pagine al dissenso poetico nelle scritture autobiografiche contemporanee è generata dall'esplorazione delle potenzialità insite in una nuova presenza poetica, originata da approdi e viaggi che mettono al mondo un corpo autobiografico. Tutta la terza parte del volume è infatti dedicata a una meta-analisi del corpo autobiografico. Ora, l'immagine del corpo autobiografico in quanto creazione estetica ci aiuta a riflettere sul senso profondo del dissenso poetico, attribuendo un senso alla storia di vita che condividiamo attraverso la scrittura. Non limitiamo la nostra libertà a una pura e semplice testimonianza, a una scrittura di esperienze vissute che impegnano la nostra persona rispetto all'adesione ai valori che hanno orientato il nostro agire o hanno determinato le nostre relazioni. Siamo anche in grado di pensarci come coscienza di noi stessi, suscitando un pensiero riflessivo che si alimenta scrivendo in modo creativo e fecondo la nostra storia, generandoci come scrittura, come un altro se stesso. Quest'altro è il corpo autobiografico che ripristina in modo dissidente una certa libertà, un nuovo sguardo rispetto a ciò che abbiamo sofferto o da cui abbiamo tratto beneficio. La memoria delle autrici e degli autori autobiografi, in quanto creazione estetica che non riproduce ciecamente una memoria ereditata nell'ambito familiare e sociale, è una elaborazione creante, un'elaborazione sollecitata da una ricerca viva sull'identità umana, che ha la facoltà di scoprire nuovi significati rispetto ai pregiudizi, agli stereotipi radicati nella coscienza collettiva, trasformando i modelli convenzionali e gli schemi collettivi di comportamento ai quali facciamo riferimento. Nella consapevolezza creativa della scrittura autobiografica, non essere indifferenti al modo con cui si guarda il mondo, non essere indifferenti all'altro. In questa vocazione all'incontro vi è la possibilità di nutrire un dissenso poetico in grado di generare comprensione e amore per se stessi e gli altri, mitigando le nostre incertezze e fragilità emozionali,
e sociali e aiutando la vita a farsi comprendere. Oggi, dottore, viviamo in una società in cui tutto è instagrammabile. I social network sono diventati l'appendice degli individui e il successo o l'insuccesso sociale sembra che venga filtrato attraverso il numero dei like che si raggiungono sui post. Quanto c'è utile il ricorso alle scienze sociali per cercare di sollecitare la nostra attenzione sui veri rapporti umani, la vera interazione tra gli individui, il ritorno a un vero senso di comunità? E che risposte cerca di dare in questo senso nel libro? Ora, nonostante io non appartenga alla generazione dei nativi digitali, sono piuttosto un immigrato digitale, come si dice, che con fatica ha integrato nella propria esperienza il rapporto con i nuovi media, riconosco la validità, i vantaggi di queste pratiche, laddove arricchiscono la capacità di comunicare, creare, sostenere una rete di relazioni significative e soprattutto costruire degli spazi virtuali di elaborazione, condivisione di conoscenze, mi riferisco alle comunità di pratica. Vero è tuttavia che alcuni comportamenti rischiano di diventare delle dipendenze, quelle da internet, ad esempio, vissute come dissociazione e distacco dalla realtà quotidiana, amplificando una sostanziale infelicità alimentata dalla pregnanza e dalla vuotezza di alcuni stereotipi, che riproduciamo diversamente nel mondo virtuale. Allora, il numero dei mi piace, ad esempio, delle persone che seguono il nostro profilo, non fanno altro che riproporre le logiche del successo personale e sociale e quelle della competitività e della prestazione professionale, fondate sulla rivalità e la sfida. Non sono forse queste quelle posture eroiche della mitologia e dell'immaginazione che presiedono al bisogno di dominio del mondo occidentale? Se vogliamo guardare con gli occhi del mita-analista questo fenomeno, possiamo esprimere e significare come la fragilità umana sia al centro di tutto ciò, congiuntamente alla consapevolezza che esiste un'altra condizione per essere diversamente presenti a se stessi, al mondo, alternativa alla lotta per il successo, al suo esito vittorioso, rassegnato, trionfante o sconfitto, e cioè vivere e abbracciare nuovamente la vita con amore. È un po' il tema di questo lavoro. È una convergenza per me significativa, ad esempio, che la mita-analisi abbia avuto inizio con il saggio sui miti dell'amore di Denis de Rougemont, filosofo e saggista di lingua francese, laddove i miei inciampi e il mio avanzare nella vita e nell'esplorazione della scrittura autobiografica sono confluiti nel tema del potere dell'amore. Un amore non più ricercato su un piano metafisico, nella purezza delle essenze, ma che si iscrive nella cerca di un'intimità del corpo, a volte rassicurante, a volte sconcertante e nel ritmo dell'esistenza. Il potere come fine, questo germe nocivo annidato nel cuore dei valori occidentali, è diventato il motore di una società che mira a dominare le nostre vite quotidiane e che ci distoglie dall'amore che potrebbe fiorire in seno a un'umanità affrancata da una competizione aggressiva. Parlo di un amore verso se stessi, verso l'altro da sé, in grado di fondare la nostra esperienza e la nostra conoscenza del mondo. Bisogna allora seguire l'ansia spasmodica dell'amore per il potere o il respiro del potere dell'amore. Nella scrittura autobiografica scopriamo, dietro l'immagine della fascinazione per il potere, il desiderio di accompagnare questa tentazione comune di scrivere la vita, per comprenderla e per abbracciarla nuovamente con amore. Ed è in questo fondo che ci autorizza a dire che esiste l'amore, che il potere dell'amore si prende cura di un corpo autobiografico che è diviso tra l'ego e il mondo che soffre. Sul filo della scrittura noi moduliamo il nostro essere al mondo come un oscillamento mutevole tra la nostra individualità e un'universalità sensibile, tra il bisogno di un amore egoista che mira alla realizzazione di sé e il desiderio di un amore che genera legami e riconoscenza reciproca. Ci confrontiamo con la difficoltà e problematica scelta fra l'amore per il potere e il potere dell'amore, per scegliere eticamente fra i valori della forza e della sensibilità, dell'intolleranza e della comprensione, della subalternità e dell'autonomia.
Bene, per concludere, l'invito che lei fa nel saggio è quello di pensare a un esotismo quotidiano, leggo, peculiare a sensibilità dissidenti capaci di vivere e scoprirsi nella vita quotidiana, riconoscendo in se stessi la diversità e ritrovando nell'altro ciò che c'è familiare. Un esotismo che rivela un'estetica dell'etica, che cerca di aiutare la vita a farsi comprendere e amare al di sopra del bisogno personale di essere compresi e amati. Che cosa intende con questa affermazione e a chi vorrebbe dedicare il messaggio che lancia nel libro? Allora, la civiltà occidentale è stata invasa dall'immaginario di un altrove, incoraggiando un esotismo interiore frutto di un'epoca, quella della colonizzazione, del mito della missione civilizzatrice della società nei confronti di altre società. Ora, mondi differenti coesistono oggi nell'esperienza della vita quotidiana e questo non ci situa all'esterno di spazi sociali e culture diverse nel nostro rapporto con l'altro da sé, poiché lo viviamo attraverso l'incontro e la convivenza. Il dilemma oggi è come fronteggiare l'istillazione graduale e organizzata di sentimenti di inadeguatezza e diffidenza, come contrastare questa tracotante violenza inumana, privilegiando un'etica dell'ascolto sensibile di sé e dell'altro che ci esorti a scoprire ed esplorare una poetica umana in grado di generare comprensione e amore per se stessi e gli altri, mitigando le nostre incertezze e le nostre fragilità. Nell'esercizio concreto dell'incontro ci si educa a un esotismo quotidiano come condizione necessaria, non per affermare divisioni rispetto a ciò o colui che viene dal di fuori, ma per riconoscere e accogliere incondizionatamente la diversità, quella che è in noi stessi, riconoscendo al tempo stesso la comune umanità che condividiamo con l'altro. Nel movimento della scrittura, lo spazio estetico della creazione rivela un'estetica dell'etica, dove l'estetica è al servizio dell'etica, trasformando il sentimento suscitato dall'inquietudine e dalla commozione nel tentativo di lasciarsi afferrare e accogliere da ciò che non si comprende o da cui si è affascinati, senza alimentare l'indifferenza o l'essere indifferenti rispetto all'altro da sé. Non è forse questa l'ambizione ultima di chi scrive e racconta la propria storia di vita? Aiutare la vita a farsi comprendere e amare al di sopra del bisogno personale di essere compresi e amati. Riconciliare nella scrittura un pensiero sterile e vuoto che rimanda al bisogno egoico di un riconoscimento benevolo con una presenza poetica e consapevole delle relazioni con se stessi, gli altri e il mondo. Mi ha domandato a chi vorrei dedicare questo messaggio. A tutte e tutti coloro i quali temono o corrono il rischio di isolarsi in se stessi, a chiunque desidera voler vivere in cammino e in mutamento, rendendosi indipendente da una visione del mondo che ci domina e ci divide per abbracciare nuovamente la vita con amore. Possiamo autorizzarci a praticare una riflessione fondata su un sapere intuitivo e una comprensione del nostro essere donne e uomini nella nostra interdipendenza rispetto al desiderio comune di vivere in relazione con gli altri, guidati dall'ambizione di ascoltare ed essere ascoltati, di comprendere ed essere compresi, di accogliere ed essere accolti, di comprendere e amare la vita. La nostra sincerità o infedeltà alla storia di vita che ripercorriamo attraverso la scrittura non sovrasterà mai l'esistenza, ma nella consapevolezza creativa della scrittura autobiografica possiamo aiutare la vita a farsi comprendere e amare. Beh, mi sembra un bellissimo messaggio per concludere la nostra intervista. Grazie veramente, dottor Balastro, per essere stato in nostra compagnia e buon proseguimento. Grazie, grazie a lei.